Mate! Devi sapere che a Puragn i vivia una volta Mate, il panatè. U fazia il pan pi parfumà e savurì tut Puragn. Se entrasia in sua bottiglia una madama tutta vestia di rosa, va là per cella belle pronta una rosetta. Se entrasia un monsu grande grosso con la barba, va là per cel una bella mica pan nera. Si entrasia madame Elvira, grande e mera, tutta ben soignà, va là belle pronta una bella mica soglia. Se entrasia Tunetto, il picciot del paese, va là un bel toponin all'oli, dus e ben cotti. Rosette, micche, micotte, toponin biove, terse, filun. Aiera niente un client che utravesse niente il pan con desse bin per cel e tutti assertio content dalla bottiglia di Matè. Una sera Matè si è accorto che aveva finito tutto il bosco per viscare il forno. Come avrebbe potuto fare cosa il pan per i puragnin? Matteo aveva due garzoni, si chiamavano Giacu e Toni. Toni era un gran travagliatore, Giacu al contrario era un gran fagname. Matteo gli chiamò e gli ha detto andare in bisimauda, ante il bosco di Blot, ha fatto un tre fasine per viscare il forno. Giacu e Toni sono carriel gurbini sulla schina e sono andati a Blot, a fa bosco. Toni ha fatto un bel barung di bacchetto. Giacu l'ho travagliato, si era buttato tutto tranquillo a dormire con i piedi a muoio in tul bialot, per rinfrescarsi a presso della camminata. Toni, allora si è usinato Giacu e gli ha detto: Giacu, vis che la neanche niente, carite almeno un po' di bosco e giudme a portarlo a Matè. Giacu, baiant con la buca larga, gli ha risponde: Oi fece mat, alle troppa fatica, cariglo il bosco per Matè. Mi sono un garzon del panatè, un passo taia bosco. Toni, tutto inrabbiato, beicandolo da brut, gli ha criato: Ves neanche tame? Bin, allora chiamerei mia misa Serpus Lera che avvenne a mordite i pe. E ulendetta cerca Madama Serpulina in la sua tana da usin al bialotto. Madama Serpulina, psst, psst, ven un po' a mordere i pe Giacu che vogliamo giutame a porta al bosco. Madama Serpulina aia subiulia. Beca, in sun giusta mangia un bel ceriot e stun fasan la digestione. I pe spropignant vena morde i pe Giacu. Va bene, vesniam bene a mordere i pe Giacu, allora io andrei a chiamare mie mise galline che avevano spitasiate. E le corse ante il gallinè. Toni si butta a chiamare: Pulle, 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 galine, galine, amise pulle, veni aspitasi a Madama Serpulina che aveva niente andare a mordere il pezzacco che vogliamo giutame a porta al bosco. Termazze, ma ora netti tu ma fasan una bella festa ante il gallinè con un sugal robinette e non ma proprio niente il tempo d'andare a sbecassia Madama Serpulina. Oh boia faus, per niente andare, allora chiamerei Madama Vurp che avviene a farsi una bella tripagna di galline e vegaruma se per eu pencu fa tanta festa. E si butta a cure ves la tana del lavoro. Madama Vurp, il galline stan facendo festa con Monsieur Gal Robinet e avevano niente andare a spitasia Madama Serpulina che la mangia un bel giariot e aveva niente andare a mordere il pezzacco che aveva niente giutame a porta al bosco a Matè il panatè per far il pan per tutta Puragna. Vesniam bene a fate una bella tripagna di galline?
Guarda che mi is una vurp ben sbrinciosa e je gus difficius. Mi mangi mac carne de carlin, com na fa del tue galline fulatune. Oh, basta là. Allora io andrei dal gran lu della Besimauda e direi e vene mangiate in Tambucun. E u le curs via senza mai virarsi a re. Gran lu, padrone della Besimauda, Madama Vurp, aver nian vene mangiar galline, che aver nian vene aspitasia Madama Serpulina, che aver nian vene a morde i pe, et che il plandrongo Giacu, che aver nian vene aiutarmi a portare al bosco, per il forno al matè, che ho dal chiesa il pan per tutti i puragnin. Il gran lu della Besimauda u se stirà. U la baiana vota e u la cria bin fort. Au! Sigur che viene a mangiare un tambucon sol tra partendo a Madama Vurp. Au! Tony e Gran Lu a son arrivati da Madama Vurp. Gran Lu u la via già slargar il ganasse per mangiasse Madama Vurp. Curacciola se buttaccia ma pietà un disant. Gran lu, padrone della Besimauda, per carità, man smegnant, io andrei subito a fa cure il galline e il gal robinetto. E Madama Vurp a se inandia verso il galine. Impressa manus lussi. E il galline e il gal robinet, veganta arriva Madama Vurp, a sun buté a faccia del disant. Madama Vurp, m'insegnant. Anduma subito a sbecassia Madama Serpulina. E sun scappè al vol, come se l'avei su. Al felcul. Cura Madama Serpulina alla vista tutto il galline e robinette, a se subito buttà a supplicare. Madame Galine e Monsieur Gal Robinet, spita siemegnant, i vun infrandia a morde i pe a quel scapatravaia Giacu. Madama Serpulina astasia già per morde i pe a Giacu. Cura Giacu, u se buttà a braià. Oh mi no, Madama Serpulina, mord megnanti pe. I vunut corsa giutai a Toni a porta al bosco a Matè, il panatè, per visca al forno. Toni e Giacu a son spartì la caria d bosc. Alan camminà fino al forn, in Matteo la visca al forn, e che di lì la sfurnà il pan, pi savurì e parfumà, che l'avesse mai fet. Per ricompensare tutti la fet con un bel tupunin, al giusto zariot, che Giacu e Toni aian portà a Madama Serpulina. Una bella mica pan bianca, che Giacu e Toni han sbrisà per il galline e il gal robinetto, un filon al giambon, che Giacu e Toni aian portà a Madama Vurp, e un micungo pan ner, che Giacu e Toni aian portà al gran lu della Besimauda. E pedlo, Giacu, E Toni? a sun tournè da Matè, e per fa festa a sun sbalafrè tutta una mica soglia ben piena ciculata.